Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. I finanzieri della Guardia di Finanza di Catania e i funzionari dell'Agenzia delle Accise hanno dato esecuzione nelle province di Catania, Palermo, Enna, Catanzaro e Reggio Calabria un'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto misure cautelari per un valore di circa 25 milioni di euro nei confronti di 8 società, 2 ditte individuali e 13 indagati ritenuti a vario titolo responsabili dei reati di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa su prodotti energetici. Una donna che si è fratturata il femore mentre si trovava in casa è stata soccorsa dai vigili del fuoco di Palermo. La donna è stata imbracata e scesa con la scala dei pompieri. L'intervento è avvenuto in Corso Pisani. È stato necessario chiudere la strada per consentire alle squadre di soccorso di intervenire. Una volta arrivata in strada è stata trasportata all'ospedale civico. I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti per la rimozione di una tettoia pericolante con una superficie di circa 500 metri quadri a riposto in provincia di Catania. La struttura era stata danneggiata in modo irreversibile dal forte vento e dalle avverse condizioni meteo dei giorni scorsi. Si è trattato di un lavoro delicato e impegnativo, durato svariate ore. Il 25 novembre viene celebrata la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Tale ricorrenza è stata istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Durante questa giornata ci si impegna a organizzare attività che hanno lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica e ricordare alle vittime che non sono sole e possono chiedere aiuto. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 12. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.